Allarme delle piccole e medie aziende metalmeccaniche trevigiane, abbiamo ordini e commesse ma non troviamo personale, mancano tornitori, fresatori, elettrotecnici, chi passa il colloquio spesso lascia perché il lavoro non piace. Dall'aumento delle tariffe di luce e gas alle misure introdotte dal decreto dignità del governo, le categorie economiche sul piede di guerra. Paura fiera per il colpo messo a segno da un bandito armato in un supermarket, una testimone racconta, ha detto alla cassiera fai quello che ti dico, la pistola è vera, caccia al malvivente. Iniziativa ridicola, la replica del governatore Luca Zaia al boicottaggio di vini veneti nei bar del sud lanciato da uno scrittore in rete, in polemica con l'autonomia. Domenica dal Veneto 45 pullman di militanti leghisti per il raduno di Pontida al grido di vogliamo l'autonomia e il maggior numero dalla Marca trevigiana. Nell'emozione del nuovo sindaco il discorso dell'ex, dalle scintille fra maggioranza e opposizione al caso della incompatibilità del consigliere Dotto, al DL racconto dopo il primo consiglio comunale. Una mucca che stava pascolando su cima grappa straziata dai lupi nel versante trevigiano del monte, l'animale è stato attaccato la scorsa notte, preoccupazione degli allevatori. Abitano a Treviso ma hanno lasciato il cuore in Venezuela dove hanno vissuto a lungo prima di scappare dall'inferno del regime dittatoriale di Maduro. Ieri sera a 20:10 una coppia ha raccontato la sua terribile storia. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben trovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano avete sentito dai titoli e visto anche dai titoli c'è l'economia, o meglio il lavoro, con la testimonianza di un imprenditore della metalmeccanica che si fa portavoce di tante aziende, non solo della sua zona, nel settore, nello specifico è Valdobbiadene, che fatica a trovare figure professionali specializzate ma anche e soprattutto giovani da formare come lui. Come dicevamo, tanti altri imprenditori devono affrontare le difficoltà che poi hanno inevitabili conseguenze anche dal punto di vista produttivo. Non troviamo personale, non troviamo ragazzi, persone che vogliano appassionarsi a questo tipo di attività. Flavio Bortolomiola ha un'azienda che si occupa di manutenzione macchine utensili e realizzazioni di automazioni speciali a Valdobbiadene. Da tempo sta cercando 3 figure professionali da inserire nella sua attività, ma sembra un'impresa impossibile. Ora, facendosi portavoce di altri imprenditori alla guida di imprese metalmeccaniche, ha voluto lanciare un appello ai giovani perché opportunità lavorative ce ne sono, dice, ma devono riscoprire il valore del lavoro manuale. Fresatori, tornitori, programmatori PLC, elettrotecnici, le figure che le aziende cercano. In questo momento il Veneto, credo, per quanto conosco io, sì, ha necessità di queste figure, lo stanno chiedendo in molti. Non solo figure con competenze, ma anche giovani da formare con la capacità di mettere a frutto quanto appreso a scuola. Questo è un po' il problema che riscontriamo sui giovani al giorno d'oggi, di saper mettere insieme testa e mani, quindi la teoria con la pratica. Eppure nell'azienda di Bortolomiolo non mancano gli aspiranti lavoratori che si presentano per un colloquio al quale però a volte non fa seguito un'assunzione. I ragazzi non si trovano preparati o non si sentono preparati per affrontare questi percorsi e vediamo qualche volta un po' di disorientamento in merito a questa nostra proposta di lavoro. Oppure c'è chi inizia a lavorare e poi molla. C'è successo di avere dei ragazzi che hanno iniziato e poi anche semplicemente con un SMS si sono ritirati. Motivando? Motivando impegnativo il lavoro oppure non mi piace. Nessuna accusa nei confronti dei ragazzi ai quali forse non manca spirito di sacrificio, ma forse la pazienza di imparare un mestiere. Una situazione che demoralizza gli stessi imprenditori. Vediamo la possibilità di avere e di introdurre, di portare in azienda più lavoro, più commesse, ma non la capacità di evaderle nei tempi corretti. Secondo Flavio Bortolomiol c'è una strada da percorrere. Collaborazione tra le aziende e la scuola, ovviamente in maniera più integrata. Una vicenda appunto che riguarda il lavoro e che già più volte è stata lanciata come allarme dalle imprese e adesso invece parliamo di un altro elemento dell'economia, un'altra questione, un'altra vicenda. Stavolta però si parla della rabbia delle categorie economiche in tutto il Veneto, non solo nella Marca, perché è in arrivo la nuova ennesima stangata. Prezzi di luce e gas alle stelle a partire dal 1° luglio.
La stangata arriva dall'Autorità per l'Energia, che ha decretato l'aumento del 6,5% per l'elettricità e dell'8,2% per il gas. Un salasso non indifferente per le tasche degli italiani, già colpite da pesanti rincari a inizio anno. Insorgono le associazioni di categoria, preoccupate per la concomitanza di questi aumenti con il ritorno dell'inflazione. Il risultato, prevedono, sarà di mettere a rischio la fragile ripresa dell'economia a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi. Gli effetti che produce questo aumento sono negativi sia dal lato delle imprese per un aumento dei costi delle imprese, che si ripercuote su un aumento dei costi dei prodotti e diminuisce il potere di acquisto delle famiglie e dei consumatori. Non è immaginabile che si possa continuare in questo modo, tuona il presidente di Confcommercio Veneto Massimo Zanon. Non è accettabile che quando il costo delle materie prime diminuisce i prezzi al consumo non scendano, mentre quando aumenta gli incrementi lievitino in maniera esponenziale. È il mercato all'italiana, gli fa eco il presidente di Confturismo Veneto Marco Michielli, un mercato in cui IVA e accise incidono per oltre il 60% sul prezzo dei carburanti. Questi rincari costituiscono un pesante aggravio per le famiglie che proprio in questo periodo stanno programmando le vacanze estive e che dovranno fare i conti con un potere d'acquisto decisamente ridotto. Questo è un paese dove la povertà interessa anche chi ha uno stipendio, e questa è una cosa strana, cioè una persona che lavora dovrebbe essere in uno stato, diciamo, non di benessere, ma in una capacità di vita normale e adeguata. Oggi invece anche le persone che lavorano, che hanno uno stipendio, potrebbero rientrare in determinate condizioni familiari nelle fasce, diciamo, di difficoltà e di povertà. Ma c'è un altro attacco da parte di Confcommercio, siamo tornati nella Marca trevigiana, un attacco specifico e riguarda il decreto dignità del governo. Inaccettabile, dicono, il ripristino delle causali sui contratti a termine e l'aumento del costo del lavoro. Oltre alla preoccupazione per il rincaro delle bollette, ad aumentare il clima di malumore nella Confcommercio ci pensa il governo con il decreto dignità. La reintroduzione delle clausole sui contratti a termine e l'aumento del costo del lavoro è un passo indietro, secondo l'associazione dei commercianti. Chiari gli aspetti che preoccupano di più. Le preoccupazioni principali delle aziende sono la reintroduzione delle causali giustificative, che sono un adempimento burocratico e farraginoso che complicherà la vita nelle aziende e renderà difficile l'assunzione di nuovi giovani. Grazie al decreto Poletti nel 2014 c'era stata una forte ripresa delle assunzioni proprio partendo dalle modifiche sui contratti a termine, che poi nell'anno successivo in larga misura sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato. Queste riforme, secondo Ascom, hanno aiutato le assunzioni e sono un ottimo ingresso nel mondo del lavoro, che in questo momento invece viene complicato. E queste sono le conseguenze per le imprese. Cambia che le aziende saranno obbligate, se rimane così il decreto, se non sarà modificato, dovranno indicare delle giustificazioni per un'assunzione a tempo determinato, mentre le assunzioni a tempo determinato sono giustificate in sé dal fatto che l'azienda ha bisogno di un lavoratore per un tempo limite determinato. Indicare causali è sempre stato estremamente rischioso nel tempo perché è stato sempre causa di contenziosi. Le aziende, soprattutto del terziario, sono molto preoccupate, per questo fanno un appello al governo. Noi chiediamo al governo di ritirare quella parte del decreto che reintroduce le causali e quella che reintroduce un aumento del costo del lavoro ingiustificato su un contratto appunto che è come gli altri. È inammissibile dunque accettare un decreto che, oltre a rallentare i ritmi dell'occupazione, dice Confcommercio, cancella tutte le conquiste finora realizzate. Il mondo del lavoro ha bisogno di stabilità in sé e quindi cambiare le regole in corso d'opera ogni anno, ogni 2 anni, ogni 6 mesi rende di fatto complicato tutto e soprattutto rende di fatto proseguire quell'andamento virtuoso che aveva innescato una serie di riforme precedenti e che avevano aiutato anche l'aumento di occupazione. Dall'economia alla cronaca, con una rapina di piena mattina, in pieno giorno a Fiera, in un market, e c'è anche la testimonianza di chi ha visto quanto accaduto. Un berrettino nero calato sugli occhi, una bandana nera sopra il naso a forma di triangolo,
Braccio teso, pistola in pugno. Pistola alla mano, non ci ha pensato 2 volte a dirigersi verso la cassiera con il volto travisato. È durata pochi attimi tra la paura di alcuni clienti e il terrore della cassiera. La rapina avvenuta ieri mattina alle 11 al supermercato di Più, in viale 4 novembre, nel quartiere Fiera a Treviso. Un rapinatore con il volto parzialmente travisato da un cappellino ed armato di pistola, dopo aver minacciato la cassiera, si è fatto consegnare l'incasso della mattinata. A vedere la scena a pochi metri una cliente che non ha esitato a chiamare le forze dell'ordine. Mi sono girata, ho un po' cinceschiato col telefono perché ho fatto il 113. Il malvivente è poi fuggito all'esterno, forse per raggiungere uno o più complici. Sul posto sono intervenute delle pattuglie della polizia, ma del bandito ormai non vi era più traccia. Grande lo shock delle cassiere e di una cliente. Hanno chiesto la testimonianza della cassiera, lei ha detto: guardi, io ho avuto altre rapine, però garantisco che io l'ho guardato negli occhi, lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto non fare nulla perché questa non è una pistola giocattolo. Era presentato con una mano, con la pistola su una mano, nell'altra aveva un sacchetto, metti tutti i soldi e non fare nulla. È ancora da quantificare l'ammontare del denaro sottratto alla cassiera? Le forze dell'ordine ora stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona nella speranza di individuare i responsabili. Le indagini sono in corso. Attimi di paura nel pomeriggio per 3 giovanissimi che si trovavano a bordo di una canoa lungo il Livenza a Meduna. All'improvviso l'imbarcazione si è ribaltata e i ragazzi sono finiti in acqua. Immediato è scattato l'allarme, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto. Nel frattempo i 3 avevano raggiunto fortunatamente la riva nuotando. I pompieri hanno dunque recuperato la imbarcazione, quindi fortunatamente una vicenda a lieto fine. Parliamo di Prosecco adesso, parliamo di una polemica che arriva dal sud: boicottare i vini del Veneto e anche il Prosecco in tutti i bar del sud. L'iniziativa è stata lanciata da uno scrittore pugliese, arriva immediata la reazione dal Veneto. Mi viene da ridere, questo è un personaggio in cerca d'autore. Azione ridicola. Il giudizio del governatore del Veneto è lapidario e rispedisce al mittente l'iniziativa che fa discutere in queste ore la rete. Boicottare Prosecco e vini della nostra regione per devenetizzare bar e locali. Il neologismo è firmato da Pino Aprile, giornalista e scrittore pugliese da anni impegnato nella rianimazione dell'orgoglio meridionale. Così, con un appello su Facebook, nasce la rete nazionale di bar devenetizzati, corredati dall'hashtag MangiaSud. Il perché è presto detto ed è strettamente legato al tema autonomia. La Regione Veneto ha deciso di trattenere tutto il residuo fiscale, dice Aprile. Quindi, se tu consumi prodotti veneti, non solo arricchisci le imprese venete, ma significa anche che le tasse che paghi sulla bottiglia di vino veneto andranno a finanziare scuole, ospedali e strade del Veneto. E le scuole, ospedali e strade del sud, chi li finanzia? La condivisione sui social aumenta, ma Zaia si rivolge direttamente a Pino Aprile. Riesce addirittura con tutta una teoria a dimostrare che i veneti hanno da dare e non hanno da avere. E io so solo una roba, che ogni anno mandiamo a Roma circa 20 miliardi di euro di tasse. La verità è un'altra, che con tutte le tasse che mandiamo, almeno abbiamo diritto, almeno dico, a un minimo di rispetto. È un'iniziativa che è ridicola e va rimandata al mittente. Sullo stesso linea d'onda i produttori di Prosecco. Credo che le eccellenze italiane non abbiano bisogno di queste sterili polemiche. Dobbiamo avere anche una visione più aperta. Noi continueremo assolutamente a comprare i prodotti del sud perché ritengo che sarebbe una grave perdita per tutti. Stiamo collaborando come consorzio con diverse realtà consortili dell'agroalimentare proprio del sud e del centro Italia. Ma il boicottaggio rischia di avere conseguenze? Produciamo 540 milioni di bottiglie, ce le chiedono tutto il mondo, se c'è qualche bar di Pino Aprile che non vuole Prosecco ne prendiamo atto, però lui non può privare i suoi concittadini del poter degustare il Prosecco, questa sarebbe quasi la denuncia, no? Insomma, prevale il sorriso, anche nell'appello che Zaia lancia direttamente allo scrittore. Giura davanti a Dio che non ti candiderai mai, allora la tua iniziativa magari potrebbe avere anche qualche senso. Intanto, a proposito di autonomia, sarà lo slogan più sentito domenica a Pontida, raduno di Pontida del 1° luglio con adesione record dal Veneto e dalla Marca. Sarà per forza di cose una Pontida diversa e non solo per i numeri da record, almeno dal Veneto.
con ben 45 pullman che partiranno da tutta la regione, ampiamente superato i numeri della scorsa edizione. La parte del Leone è di Treviso con 12 mezzi, poi Verona con 10, Padova e Vicenza con 7, Venezia e Veneto Orientale con 5, Belluno e Rovigo con 2. Questi i pullman, senza calcolare quanti si recheranno a Pontida con auto e furgoncini privati. Non solo per i numeri, si diceva, è una Pontida storica, ma anche per il contesto. Una Pontida con la Lega mai così forte, primo partito in Italia, secondo i sondaggi, e parte del Leone nel governo giallo-verde. Ed è una Pontida storica anche per la partecipazione di tutte le regioni italiane. Chiaramente l'anno di Matteo Salvini, ministro dell'Interno, e quindi noi al governo con dei numeri stratosferici e soprattutto questo momento magico che vede la Lega assolutamente essere il primo partito, se non uno dei primi, insomma, e quindi questo ha portato grande entusiasmo e quell'entusiasmo lo si vedrà domenica. Veneti a Pontida con una speranza nel cuore, vedere il traguardo dell'autonomia. Pontida sarà l'occasione per ribadire questo. Noi abbiamo 32 parlamentari, 2 ministri, abbiamo 2 sottosegretari, quindi diciamo siamo in forza in quel di Roma, ma saremo in forza assieme ai nostri parlamentari, assieme ai consiglieri regionali, assieme naturalmente a Luca Zaia, il governatore del Veneto, per far pesare quel voto politico che ha visto la Lega la percentuale più alta nelle ultime politiche. Percentuale più alta delle ultime politiche, vittoria a Treviso come sappiamo, ieri il primo consiglio comunale del nuovo sindaco Mario Conte, e non sono mancate oltre alle emozioni anche le scintille subito tra maggioranza e opposizione. Giuro di osservare fedelmente la Costituzione italiana. Un ringraziamento in particolare va ai sindaci di Treviso che mi hanno preceduto, alcuni sono anche qui presenti e quindi ringrazio Giovanni Manildo, Giampaolo Gobbo, Giancarlo Gentilini, Gianfranco Gagliardi e Vittorino Pavan. Infine auguro a tutto il Consiglio, nuovo Consiglio Comunale, un buon lavoro. Con oggi ho realizzato un sogno che non è quello di rivestire la carica di sindaco, ma bensì quello di servire i cittadini e la città di Treviso. E di questo io veramente ringrazio tutti i cittadini, sono veramente orgoglioso e onorato e darò il massimo di me. Viva San Marco e viva Treviso! Era uno dei momenti più attesi del primo Consiglio Comunale di Treviso, quello del giuramento del sindaco Mario Conte, secondo l'ordine del giorno in programma verso le 18, ma slittato quasi di 2 ore, perché quella che doveva essere una seduta soprattutto dedicata alle nomine del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, in realtà ha visto sin da subito scintille, con un'opposizione pronta a giocare un ruolo importante da qui ai prossimi 5 anni. Ad infuocare l'Assemblea il caso Dotto. Come accaduto 5 anni fa, i consiglieri hanno puntato il dito contro una incompatibilità tra il ruolo di Presidente dell'IPAB e l'attuale incarico tra i banchi della maggioranza. Dotto avrà ora una decina di giorni a disposizione per prendere una decisione. Superata questa prima impasse è stato poi il momento dell'elezione del Presidente del Consiglio. Sono state necessarie 3 votazioni per nominare Giancarlo Iannicelli, che ha ottenuto il voto unanime della maggioranza e che ha garantito sarà il Presidente di tutti. A tutela, come dire, di tutti i consiglieri affinché si possano esprimere liberamente. Certo, però voglio dire, sarò molto preciso, puntuale, affinché il dibattito possa essere forte, la dialettica forte, ma non si sconfini come si è sconfinato più di una volta in offese. L'ultimo capitolo di questo primo Consiglio Comunale lo scrive l'ex sindaco Giovanni Manildo, che all'indomani del voto aveva annunciato che avrebbe partecipato alla prima seduta e che poi avrebbe lasciato il suo posto al consigliere Niccolò Rocco. Sulla scia delle richieste arrivate da più parti di prolungare la sua presenza tra i banchi dell'opposizione, Manildo ha spiegato di voler rimanere per qualche mese in Consiglio perché, ha detto, la mia non è mai stata una fuga ma un rilancio civico e politico. In accordo con Niccolò e concordando con lui un'ideale staffetta, darò quindi il mio supporto in Consiglio Comunale per quel breve tempo necessario ad impostare una rete che non disperda il valore di quanto fatto nei 5 anni. Accanto all'impegno doveroso per la mia famiglia, per i miei figli e per il mio lavoro, ho voglia di contribuire all'avvitamento di un progetto politico nuovo e innovativo, dalla forte vocazione civica, per raccogliere le energie positive che ci sono, non solo a Treviso. Al termine è arrivata la stretta di mano con il sindaco Mario Conte, una sorta di passaggio di testimone. Grazie sindaco.
Adesso una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, abbiamo visto prima della pubblicità la cerimonia, il primo consiglio comunale di Treviso, e avete sentito, ad animare il consiglio comunale è stato soprattutto il caso Dotto. Allora vediamo cosa è successo. Se molti pensavano che gli occhi di tutti nel primo consiglio comunale di Treviso sarebbero stati puntati sul sindaco Mario Conte, si sbagliavano, perché alla fine a catturare suo malgrado l'attenzione è stato il consigliere eletto nella lista Zaia Gentilini Antonio Dotto, al centro di un braccio di ferro tra maggioranza e opposizione per una sua incompatibilità tra il ruolo di presidente dell'IPAB e l'incarico di consigliere. Sono soprattutto gli interventi di Giancarlo Iannicelli e Federico Caner da una parte e di Antonella Tocchetto, Franco Rosi e Stefano Pelloni dall'altra ad animare la discussione. Voi fate contra persona, come avete fatto con Antonio Dotto, quindi calma ragazzi, la cittadinanza si è espressa, è bene che andiamo avanti, non facciamo perdere tempo al pubblico. Qui prima di tutto, in un momento storico politico come questo, vige la democrazia e il rispetto delle regole, che non è solo quello che devono avere i cittadini nei confronti delle norme. Prima di tutti siamo noi che dobbiamo rispettare le norme e dare l'esempio ai cittadini. Dotto segue il dibattito lontano dal suo banco. La seduta viene poi interrotta per oltre un'ora, cercando di capire se fosse possibile applicare, in questo caso, un'esecuzione prevista dal testo unico. Al momento la questione rimane in sospeso. In questo momento sono consigliere comunale a tutti gli effetti, perché oltre ad essere stato eletto sono stato confermato qui all'interno del Consiglio Comunale. Attendo comunicazioni da parte del segretario comunale e degli uffici per quanto riguarda la carica di IPAB a Piani Turazza. Dotto avrà ora 10 giorni di tempo per prendere la sua decisione. Dovrò decidere, sì, sarà dura sicuramente, deciderò con il cuore e anche con la mente. Adesso andiamo invece a curiosare dietro le quinte del primo consiglio comunale. Volti da primo consiglio comunale. Arrivano uno dopo l'altro new entry e veterani del Palazzo dei 300, tutti eleganti, uomini, la gran parte in giacca e cravatta, le signore in tailleur. Spicca tra tutti l'abito verde della consigliera Antonella Tocchetto, colore il suo che non passa inosservato nemmeno all'interno del palazzo. Antonella ha capito che aria tira. Il flash dei fotografi, numerosissimi per l'occasione, sono tutti per il sindaco Mario Conte. Ciao. Ciao bello, ciao. Ciao ragazzi. E per il suo predecessore Giovanni Manildo. Ma ad arrivare per il primo consiglio comunale anche tanti cittadini che hanno riempito la platea, molti coloro che sono rimasti in piedi. Ad assistere alla seduta anche il presidente della provincia Stefano Marcone e alcuni sindaci di ieri come Gianfranco Gagliardi e di oggi come Marco Serena di Villorbo e Francesco Pietro Bondi Paese. Siamo arrivati, grazie. Immancabile la stretta di mano tra Conte e Manildo che poi si porta tra i banchi della maggioranza per salutare i colleghi. Il momento dei saluti però finisce, si deve fare sul serio e alle 17 il consigliere anziano Riccardo Barbisan apre la seduta. Benvenuti al primo consiglio comunale in questa nuova consigliatura. Il primo di una lunga serie di consigli comunali che ovviamente seguiremo nel raccontarvi la politica cittadina. Adesso invece parliamo di Cima Grappa, versante trevigiano di Borso, dove c'è stato l'attacco di un lupo a una mucca che stava pascolando in una zona d'alpeggio. L'animale è stato attaccato la scorsa notte, ritrovamento della carcassa che vediamo questa mattina da parte dei proprietari dell'azienda a cui apparteneva il capo del bestiame. Un attacco che adesso preoccupa ovviamente gli allevatori della zona che nel periodo estivo lasciano le mucche in alpeggio. Il rischio è che vi siano nuovi attacchi con la morte di altri animali che si traducano per gli allevatori in perdite economiche molto importanti. Parliamo di 2010 adesso. Come sapete 2010 non è solo un specchio, una finestra sulla politica ma sulla attualità in generale. Ieri abbiamo avuto ospiti una coppia che ha vissuto per tanti anni in Venezuela ma che vive adesso a Treviso perché è originaria di Treviso e che ha raccontato l'inferno di un paese come il Venezuela, un inferno che non molti conoscono.
siamo già andati tanto in strada, abbiamo fatto tante manifestazioni, cioè che quello che è successo è che uccidevano gente, amici, e dopo abbiamo detto basta. La voce rotta dell'emozione nel raccontare l'irraccontabile. La storia di Carlos e Manuela, la storia di decine di migliaia di venezuelani, in fuga dal loro paese devastato dalla dittatura di Nicolás Maduro, erede di un'altra dittatura, quello di Hugo Chávez. Da 4 anni la coppia di architetti vive a Treviso. La loro fortuna è che Manuela Mattarolo, origine della Marca trevigiana, dove ha vissuto fino all'adolescenza, ha sempre mantenuto i contatti con il Veneto. Qui hanno trovato una nuova vita, ma il cuore è rimasto lì, in un territorio dove omicidi politici, prigione per i dissidenti, corruzione e miseria assoluta la fanno da padrone. Numeri da brivido, raccontati a 20:10. Ammazzano, uccidono 60-70 giovani al giorno. 60-70 al giorno. Persone uccise al giorno? Al giorno. Se dice non si crede. Questa è la repressione più alta di tutta America, di tutto il mondo. Quante persone al giorno lasciano il Venezuela al confine? Adesso contabilizzato per il governo colombiano attraverso la frontiera entre Venezuela e Colombia 30.000 persone al giorno. E abbiamo l'inflazione più alta del mondo e abbiamo il salario più basso del mondo. Un ingegnere in Venezuela guadagna 3 euro al mese. Sanzioni dell'Unione Europea, denunce di violazione dei diritti umani. Nonostante tutto questo, la dittatura continua tra manifestazioni represse con il sangue e l'informazione blindata dal regime. Se noi facciamo questo programma in Venezuela andiamo in galera domani, tutti e 3. Per questo Carlos Castillo e Manuela Mattarolo lanciano il loro appello anche da qui, da 20:10. Dovete sapere cosa accade, lo devono sapere tutti, sembrano dire. Vorrebbero tornare, ma in una Venezuela libera dal regime, perché quella scelta di andare via pesa ancora nel cuore, ma era necessaria. Dopo che vivi così è più importante, non so, camminare, andare in bicicletta, tu dici con quello basta. Addirittura è così proprio sì. Devastante. Cambiamo argomento adesso e parliamo dell'8ª edizione del concerto Ava Live, appuntamento immancabile a Castelfranco, e quest'anno in occasione del centenario della Grande Guerra, della fine della Grande Guerra, la proposta di 2 appuntamenti ricchi di significato. Ancora una volta è la musica a ricoprire un ruolo di messaggero di speranza e amore, e lo fa a 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, in un luogo simbolico come Cimagrappa. Qui domani mattina alle 7:30 andrà in scena il primo di 2 concerti diretti dal maestro Diego Basso. Per la prima volta nella sua storia l'orchestra sinfonica con i suoi 50 elementi salirà in quota per presentare un repertorio di brani tradizionali degli alpini riletti in chiave sinfonica. Domani sera invece alle 21:30 in Piazza Duomo a Castelfranco gli artisti dell'Art Voice Academy presenteranno 100 anni di brani pop rock, anche questi ispirati ad un ideale di pace e amicizia. A fare da filo conduttore tra i 2 concerti la celebre canzone di John Lennon, Imagine. Il mondo deve stare insieme, non si può ancora parlare di guerra nel 2018, quindi noi nel nostro piccolo lanciamo questo messaggio. Imagine è un brano che questo messaggio c'era proprio dentro. È stato lo stesso maestro Basso ad ideare questo concerto in quota, trovando subito la collaborazione organizzativa degli alpini di Castelfranco. Sto aspettando anch'io di sentire che cosa ci propone il maestro, perché le canzoni che lui suonerà sono le canzoni che noi cantiamo durante le nostre adunate, i nostri festeggiamenti. Adesso sentirle con questa nuova veste, devo dire, sono molto curioso di sentirle. E se Cimagrappa, scenario dei combattimenti della Prima Guerra Mondiale, non è stata scelta a caso, altrettanto voluta è stata la data del 30 giugno. Esattamente 100 anni fa, infatti, dopo la battaglia del Solstizio, le truppe italiane ricevettero un'importante visita. È salito Vittorio Emanuele III, re d'Italia, proprio su una visita di ispezione. Lui ha potuto entrare a rendersi conto effettivamente di quanto avevano resistito loro, perché erano riusciti a fermare l'esercito austro-ungarico proprio in quei giorni. Alex Bazzaro, deputato della Lega, Raffaele Baratto, deputato di Forza Italia, sono gli ospiti fra pochissimo di 20:10 per parlare di tante tematiche di oggi, dalla politica all'economia. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.
Ben ritrovati al meteo. Arriva l'anticiclone africano Caronte e sarà sole e caldo. Vediamo il dettaglio di sabato 30 giugno. Sul Veneto tanto sole su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Non sono attese precipitazioni degne di nota se non per occasionali piovaschi sui rilievi del Bellunese al mattino. Temperature in aumento, minime tra 16 e 20 gradi. Massime comprese invece tra 28 e 35 gradi. Non cambia di molto la previsione sul Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia sparsa, specie sui settori alpini e prealpini. Bel tempo altrove. Temperature in aumento con minime comprese tra 18 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 29 e 32 gradi circa. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Sarà in prevalenza soleggiato con cielo poco nuvoloso sui settori meridionali, qualche addensamento in più invece sulle aree montuose di confine, anche con qualche acquazzone associato. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 33 e 34 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.